Ma pizza! Questa canzone. Loro sono svedesi, cantano in inglese, ma hanno una fascinazione per Brescia. Non è vero. Non è vero, per Quest'ultima Palazzolo cosa non è sull'Oglio. Magari, no. Perché no? Per Dalmine, che è a Bergamo, però ci sono passato oggi e quindi ne parlo. Beh, parliamone di Dalmine. Oppure sono andato a comprare delle pentole. Pentole di tegami. Pentole di tegami. È questo che facciamo quando un ospite del calibro di Magdi Allam ci lascia un bidone grosso come un quarto d'ora. Ci ha lasciato una pentola e quindi proveremo tutte di pentole antidolenti in alluminio 6 mm. Caro pubblico, il nostro argomento di riserva era pentole in alluminio. E no, in verità c'era che era il bilancio del PD. Sì, che stava Bordonaro sfrugugliando. Stavo sfrugugliando il bellissimo bilancio del PD. Il poverissimo Partito Democratico. Il poverissimo, esatto, che ha avuto contributi da privati per 11 milioni di euro nel 2013. E più le cene dove 1.000 euro a... quelli non si sa, guarda, le voci, sai, sono buttate un po' lì, sai come sono spese bilanci, varie. No? Non si capisce, io non voglio sapere. Cancelleria, 15 milioni. Ma ci sono anche le primarie, perché sai, 2 euro a Cristo. A Cristo nel senso a persona, a Cristiano, ancora una volta. I vescovi contro Radio Padani. Esatto. Vabbè, l'hai fatta di comunque niente da fare, va bene, sono scomunicato vabbè, ma questo poi non ti preoccupare che quest'anno c'è il giubileo, mi sistemi, basta che non dai colpi al microfono, non è andato niente, non devi fare il cilicio del microfono, un cilicio. Avete capito che l'ultimo quarto d'ora sarà di cazzeggio? No, ma che cazzeggio? Ma scusa, violentissimo cazzeggio. Ma noi non possiamo prima argomento a piacere, come tema a piacere. No, quella è finita. Scusa, noi non possiamo prima dire cose vere, cose terribili, che c'è una rete stratificata di terroristi islamici in Italia, insomma, non dico dare dell'allarme, ma dare una notizia così. Ma mica oscurano il bel sole che abbiamo, il mare, il mandolino, la pasta asciutta, la bontà della pasta asciutta non è oscurata dai terroristi. Dovete scusare, Bordonaro oggi ha letto un intero articolo di Beppe Severnini e come sapete si trasmette... Il caffè è buono, gli stereotipi. Ho letto un bellissimo articolo in inglese sul New York Times, sì, non mi ricordo. Perché questa è la cosa buona, però, visto che stiamo cazzeggiando. Beppe Severnini, amici da casa, amici depressi, amici che dite a voi stessi io non combinerò mai nulla, Beppe Severnini scrive sul New York Times. Questa è una notizia per voi scoraggiati dalla vita, per voi che in questo momento vedete solo... Bravo, cioè, nel senso è bravo a scrivere, poi quello che scrive è un altro discorso. Ti pare? Cioè, secondo me se Beppe Severnini scrive sul New York Times... Ma uno rischia di montarsi la testa, nel senso c'è il rischio contrario, no? Ha parlato dell'ossobuco, del risotto con l'ossobuco con toni entusiastici, lo stile, che bello, il cibo, buonissimo. Ha detto che abbiamo qualcosa da insegnare al mondo. Adesso insegniamo queste 1 o 2 cose al mondo noi con l'Expo e cazzi di ammazza. E poi sono fatti degli altri, però vabbè, fai niente. Allora io direi che comunque le linee devono essere spalancate in modo tale che qualora voi abbiate qualcosa da dire possiate usare lo strumento della radiofonia a tema libero. E io faccio uno spottino: nutri il pianeta, nutrilo, nutri il pianeta, è un imperativo categorico, nutrilo questo pianeta, nutriamolo di cose intelligenti che nutrila. Sono sicuro arriveranno allo 0266 20 35 29. Vi assicuro che è tutto naturale, non ci sono altre sostanze se non improvvisazione. Non c'è Magdi Allam. Sì, c'è da dire che mi hai dato troppa caffeina. Esatto, c'è un eccesso di caffeina. Gli zuccheri dopo le 5. Ma per fortuna, anche quando qua si sbraga, di là del vetro c'è una persona impeccabile, serissima, come un lord inglese. Veramente ineccepibile. È il nostro Bobby Colom. Un aplomb da guardia inglese che ci fa segno di churchilliano anche, no? Sì. Non è non vuol dire che deve andare al bagno il regista. 2 telefonate. Non vuol dire vittoria, vuol dire 2 telefonate in attesa e noi le ringraziamo e le prendiamo in onda, sentiamo il una primo alla volta però. Certo, una alla volta. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Buongiorno Marco, sono Mauro da Reggio. Ciao Mauro. Ascolta, se è vero che un indizio non fa una prova, ma una serie di indizi ti danno una direzione, passo a dirtene 3. Vai. Allora, oltre Tevere è stato proclamato il giubileo. Sì. Guarda caso, la settimana passata c'è stato un tacito riconoscimento di Bergoglio con Abu Mazen, e questo potrebbe già far pensare, no? Onde evitare problemi. Ha messo le mani avanti. Hai unito 2 puntini.
Ecco, un'altra identica cosa potrebbe essere, ritornando indietro, qualcuno per la strage di Bologna ebbe la malaugurata ipotesi di collegarlo al terrorismo palestinese. Quel tal poliziotto penso che adesso sia a distanza nell'Oliastra, in una sperduta questura penso sia in sotto il pensione, Gennargentu. abbondantemente in pensione, dopo una vita Per buon ultimo Gennargentu. ti posso dire, visto che sono di Reggio Emilia, patria del tricolore e delle Brigate Rosse, tutti i terroristi delle Brigate Rosse sono tutti stati graziati, sono fuori con posti di lavoro nei comuni oppure a tenere conferenze. Guarda caso, purtroppo vedi la disparità di trattamento. La Baader-Meinhof, le Brigate Rosse tedesche, sono quasi tutti morti misteriosamente suicidandosi a dei finestrini alti 20 centimetri da terra. Per cui, caro Mauro, se dovessimo fare l'elenco anche dei strani suicidi nella storia d'Italia, beh, anche lì ce n'è abbastanza. Però anche noi con i terroristi, con gli omicidi, siamo stati particolarmente 2 o 3 pesi e 2 o 3 misure, sì, a seconda dipende, dei casi, a seconda dei casi, perché qualcuno la galera se l'è fatta e se ne è fatta tanta. Altri. Poi ci fu quella legge, visto che siamo così all'argomento libero, quella legge bizzarra sulla dissociazione, in cui sostanzialmente non era un vero e proprio pentimento, ma un brigatista si poteva dissociare dall'organizzazione e aveva dei benefici, no? Fu una legge abbastanza ipocrita in puro stile italiano, ma queste sono varie cose che mettiamo così, così sul piatto in questo finale di trasmissione. Pronto? Pronto, salve a tutti. Come ti chiami? Andrea da Torino. Ciao Andrea. Allora, molto semplicemente, adesso facciamo il monumento perché abbiamo beccato uno dei terroristi, eccetera, eccetera. Ci lamentiamo che l'ISIS sta cercando di reclutare quante più persone possibile, anche tra gli italiani. Chiediamoci un attimo una cosa, probabilmente l'esplosione deve ancora avvenire. Quando l'ISIS inizierà a dire voglio radere al suolo tutta Equitalia, tutte le sedi di Equitalia e tutte quelle delle agenzie delle entrate, quanti italiani aderiranno? Questa, guarda, hai toccato con una provocazione un qualcosa che in Francia è già diventato narrativa, non in questo senso, ma con quel romanzo di Holbeck in cui si immagina un governo islamico in Francia con una conversione soft. Non si immagina insomma i tagliatori di teste e i talebani a Parigi, ma si immagina che con i capitali che arrivano dal Golfo, con un diciamo così partito islamico moderato che si pone come grande centro e marginalizza gli estremismi alla Front National e gli estremisti di sinistra, si arriva ad avere un governo islamico che poi ad esempio il velo non lo mette il grande legge. centro, il famoso grande centro. Ma la cosa interessante è che il velo non viene messo per legge, diventa una moda. Ma tu l'hai letto? Perché è la chiave, sì, è la chiave occidentale per far entrare le cose. No, io non presto libri. Bravo, Anche come il mio professore di filosofia. Esatto. E non prestatemeli perché sono salutateli per sempre. Libri, VHS, qualsiasi cosa. Le VHS non si usano più. Non le userai più tu che vivi in questo. Non le usa più nessuno le VHS. Tu vivi in questo volgare terzo millennio, ti trovi bene. Io ho deciso di fermarmi a 1999, esatto, che si sta benissimo. Giochi col Commodore, Gioco al tennis a barre e ti sfido pubblicamente. Comunque nel 99 c'era fior di giochi anche del computer. No, senza dubbio su questo sfondi una porta aperta. Ecco, quindi anzi i migliori giochi erano nel Novecento, visto che stiamo proprio andando a ramengo. Quella lì con la trottola. Sì, la trottola va bene, e con ciò la e la lippa. Quella la lippa non so cosa sia, so che è un gioco antico. Chiudiamo con la lippa, e quindi se sapete cos'è la lippa scrivete al 346 64 27756, spiegate cos'è. La domanda facile, spiegate a Bordonaro cos'è la lippa per SMS durante questa bella canzone di Sergio Caputo.
dei pezzi degli anni 80? Sì, ma poi questo lui è bravissimo. Lui è Sergio Sergio Caputo. Quello di? Quello di Sabato Italiano, l'astronave. Sabato, scusa? Sabato Italiano. Sabato? Italiano. Su? Sabato Radio Padania? Libera? Italiano. Tu metti Sabato Italiano? Italia è solo espressione geografica. Beh, come si salva in corner. Metternich, guarda, Sì, sai quante sì, volte, Metternich, ma- sai quanto rimorchiate se citate Metternich? Ragazzi, Tu dici, no, ma perché come diceva Metternich, e tiri fuori una citazione a caso, tipo sposa Ma- bagnata, sposa fortunata. Pam, a citare Metternich. il Metternich sono piene le Cadillac nella West Coast. Stai scherzando tu? Tutte così. Figurati. Voi Quanti... continuate a parlare di calcio, io parlo di Metternich e sono infallibile. sì, guarda che il siluro arriva sicuro quando ma parli con di... queste allusioni. No, ma sei tu! Ma no. che la malizia nell'orecchio di chi ascolta, lo è. però anche tu, dai. Cosa? Il siluro arriva qui, là. Sicuro, Basta. sicuro, era per fare la rima con sicuro. Sesso sicuro, qui sempre Hai detto pubblicità, sesso? progresso. A Parli proposito di sicurezza. sesso, vi ricordo che in tutti i comuni, nei migliori e nei peggiori, c'è il referendum da firmare per E uno. abrogare la legge Merlin. E uno. Poi parliamo di Radio Padania, del suo meraviglioso conto corrente postale. Che va rimpinguato dei vostri dobloni Perché d'oro. se no non possiamo stare qui a dire queste cosine qui. No, beh, se adesso dici così nessuno Ma fa- no, a dirvi che ci sono terroristi che vanno in giro in questo paese, poi finanziano attentati, fanno le guardie del corpo di Bin Laden. Insomma, se non ve lo diciamo noi, ve lo dice il Guardian, ma siccome voi non avete voglia di andare a vedere cosa vi dice il Guardian e leggete il Corriere che dice che presumibilmente ci sono dei terroristi, magari è meglio se ci date 2 lirette, ma non a me, alla radio. Alla radio, dobloni di denaro per la radio e il conto corrente postale 3767 12 94, intestato a Radio Padania Libera, via Benedetto 41 Milano, causale contributo volontario. danaro alla radio. E scrivete. poi il 2 per 1000 alla Lega, se volete. Se volete darlo alla Lega, di 13 Domodossola. poi perché 13. darlo proprio a quel partito lì di xenofobi? Non lo so, datelo a chi volete, datelo a P che i soldi ne ha pochi. Ne ha pochi, esatto, ha bisogno del vostro aiuto. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Puntata un po' delirante, ma ci sta nel computo dei giorni. Nell'ultimo quarto d'ora è stata abbastanza delirante. Solitamente siamo molto più compassati, però dovevamo dire. Torniamo compassati almeno per dare gli annunci della serata, dai. Allora, silenzio. Allora, Facciamo finta di essere su Radio 3 alle 3 di notte. buonasera, buonanotte a tutti. Tu hai troppo la voce a Radio 3. Lo sai Mamma che mia. poi mi avvicino al microfono con questa voce intimista e cominciamo a parlare con il vago al centro bresciano, quello che verrà dopo, una trasmissione che Non hai vago al centro bresciano, vago su al Radio centro 3 non c'è bresciano. nessuno. Vabbè, adesso lo facciamo perché è giusto, in omaggio agli amici di Brescia. Però diciamo qualcosa. Cosa c'è? 4 ciacole dalla terra dei dogi. È la fine del palinsesto. Si deve partire da sopra. Allora, Dai 18, fammelo dire a me. che tanto dillo tu ormai perché non capisco sono cosa c'è diventato scritto. come, guarda, Dite la vostra, ce la sai sono, quei preti che sono un po' svogliati. Colombo, grazie. Allora, poi dite la vostra, poi ci sarà il punto politico con Pierluigi Pellegrin, poi 4 ciacole dalla terra dei dogi. E poi dei E giovani poi i giovani padani che vivono tutta la notte, che tutta vengono la incatenati notte. al Sì, microfono e sentirete parleranno per lamenti, ore. urla e